Bentrovati. Secondo le Fiamme Gialle di Roma, 6 studenti universitari su 10 delle 3 università romane, ma sembra che questo malcostume sia radicato in tutta Italia, imbrogliano sui redditi per ottenere borse di studio, tasse universitarie scontate, eccetera. C'è il caso di quella studentessa che risulta quasi indigente mentre il papà viaggia in Ferrari, e questi ragazzi che hanno dichiarato il falso verosimilmente un giorno saranno la nuova classe dirigente del paese. Saranno i futuri avvocati, magistrati, notai, commercialisti, medici, dirigenti d'azienda, eccetera. Mi chiedo con quale etica svolgeranno in futuro le loro professioni se da giovani studenti hanno già imparato a imbrogliare il prossimo. E poi consiglieri regionali. In quasi tutte le regioni la magistratura trova del marcio. L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda il Piemonte. Il leghista Cota, presidente della giunta, è accusato di aver imbrogliato i contribuenti con 115 scontrini fiscali con spese non attinenti alla sua attività politica, come valigie, cravatte, penne, sigarette, spazzolino e dentifricio, boxer da spiaggia acquistato negli USA. Mentre Massimo Giordano, un altro consigliere leghista, è accusato di essersi fatto rimborsare degli scontrini in cui risultava essere contemporaneamente a Parigi, a Ginevra, in un autogrill sulla Torino-Milano e in missione a San Francisco, in California. Ecco, questa è una parte del quadro che emerge, eppure nessuno dei 43 consiglieri piemontesi indagati si è dimesso per la vergogna. E questo merdaio, scusate, ma è la parola che rende meglio la situazione, emerge praticamente in quasi tutti i consigli regionali, una illegalità diffusa che riempie di rabbia. Un altro esempio vergognoso è il caso De Luca. Vincenzo De Luca, del Partito Democratico, sindaco di Salerno e vice ministro del governo Letta, dopo 7 mesi dalla sua nomina al governo non si è dimesso da sindaco come prevede la legge. Dice che si dimetterà da sindaco buonanima appena riceverà le deleghe che ne renderanno operativo l'incarico di vice ministro, e il governo gli risponde che non è possibile attribuirgli le deleghe se prima non si dimette da sindaco. Sembra una brutta barzelletta. Poi leggi sul Messaggero Veneto la storia di un giornalista freelance medio orientale che, per potersi mantenere, visto i pochi introiti da giornalista, vende prodotti dozzinali con una bancarella nei mercati della provincia. E a Sacile è stato multato di 180 euro per non avere messo lo scontrino di €1 per la vendita di un paio di calzini. Sicuramente gli agenti che lo hanno sanzionato hanno applicato la legge, ma credo che la mancata emissione di uno scontrino per €1 in un paese come quello che vi ho descritto poc'anzi sia un'ingiustizia bella e buona. Questo povero ambulante non ha dei conti segreti in paesi offshore, non possiede Villa Cortina o in paesi esotici, è solo un povero Cristo che cerca di sbarcare il lunario, ma per lui la legge è la legge e non perdona. Così come quanto è accaduto la scorsa settimana nel carcere napoletano di Poggioreale, dove è morto un uomo. Si chiamava Federico Perna ed aveva 34 anni, tossicodipendente, e da 14 doveva scontare una pena che sarebbe terminata nel 2018. Era in carcere da 3 anni ed era malato di cirrosi epatica, epatite C cronica, ed aveva problemi di coagulazione del sangue. Chiedeva aiuto scrivendo lettere accorate a sua mamma, che si è rivolta a tutte le autorità politiche e istituzionali che poteva raggiungere per sensibilizzarle del problema di suo figlio, ma che evidentemente si sono disinteressati. Federico doveva essere ricoverato d'urgenza in un ospedale, ma era un tossico, uno tra gli ultimi della scala umana. A Poggioreale era in una cella di 11 metri quadri con altri 10 detenuti e, come scrive il Fatto Quotidiano, lì è morto sputando sangue nell'ultima sua settimana di vita. Ma per questa morte nessuno della casta politica ha gridato allo scandalo. Non ho sentito i lamenti dei Gaspari, delle Santanchè, dei Violante, dei Brunetta, sempre pronti a graffiare chiunque si azzardi a toccare uno della casta padrone. La Cancellieri, la ministra della Giustizia, che lacrimava per la sorte della milionaria Giulia Ligresti, per Federico non si è mossa. Forse perché la mamma di Federico non aveva il suo numero di cellulare. Chissà, forse. Mi rendo conto di fare del sarcasmo su dei fatti gravi, ma purtroppo la verità è che in questo paese corrotto e illiberale non c'è né giustizia né pietà per chi non ha i santi in paradiso. Ci vediamo giovedì prossimo.